e non è semplice fare ristorazione nel centro Sardegna, come non è semplice fare niente, perché ovviamente siamo un'isola nell'isola, insomma le solite cose ci siamo sempre detti, ma non è questo il contesto nel quale vogliamo analizzare questo tipo di aspetti. Quello che secondo noi come agriturismo su Gonnotto, ma anche come territorio, perché penso di poter parlare anche a nome di tante persone, giovani, meno giovani, che comunque hanno deciso di tornare o di restare nell'investire all'interno del territorio del Mandorlisai, condividono, ovvero che sì, è vero, magari non siamo un luogo facilissimo da raggiungere, magari non è per tutti, ma va bene così. È importantissimo, la ristorazione è una di quelle parti fondamentali nell'accoglienza di un ospite, che non è un cliente, è un ospite, è un cittadino temporaneo, è una persona che deve poter vivere, respirare, assaggiare, bere quella che è la nostra vita quotidiana, la nostra cultura, quello che siamo, che facciamo tutti i giorni, niente di diverso da quello che ci caratterizza come cittadini, come popolazione, come cultura, come popolo, nel piccolo come Mandroesai, nel grande come Sardegna e così via. Quindi sicuramente chi fa ristorazione deve sposare questa, deve vivere all'interno di questo contesto concettuale e secondo me lì non sbaglia. Poi ognuno ha il suo stile di lavoro, uno può decidere di focalizzarsi su una cosa piuttosto che un'altra, questo non importa, anzi crea solo valore. E infatti io in realtà spero che nascano nuove realtà di ristorazione nel nostro territorio, perché ce n'è bisogno, perché sono un biglietto da visita, perché parla più un piatto a volte che un discorso di 1000 ore, quindi secondo me è questo, bisogna vivere la ristorazione in questo modo, soprattutto in un territorio come il nostro che ha bisogno di tempo per essere raccontato, e qual è il miglior modo per spendere del tempo se non a tavola.